Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG, un Focus TG che si apre in zona arancione. Cambiano i colori, cambiano le zone, cambia anche il tempo perché questo è sotto gli occhi di tutti quelli che abitano da metà Veneto in su. Questa mattina è stata la mattina della neve che è scesa copiosa su gran parte della regione, creando anche qualche problema. Ma di questo parleremo poi nel corso della nostra informazione odierna. Prima di dare tutte le altre notizie andiamo di corsa a Padova per il primo collegamento. Sapete che abbiamo i collegamenti con i nostri giornalisti. Sentiamo la nostra redazione padovana, sentiamo Valentina Visentin che ci aggiorna su tutte le novità da Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, vi raccontiamo un po' come è andata ieri l'arrivo dei vaccini in Veneto. Sono arrivati a Padova, l'azienda ospedaliera è stata hub di stoccaggio dei vaccini. Le dosi sono arrivate direttamente dall'ospedale Spallanzani, scortate dai carabinieri e accompagnate e conservate all'interno di un furgone dell'esercito italiano. Grande emozione, lo abbiamo letto negli occhi dei tanti sanitari, dei medici che erano presenti all'arrivo, ma soprattutto negli occhi del nuovo direttore della sanità regionale, ovvero Luciano Flor, che ha accolto questa scatola e l'ha protetta e cullata come se fosse un bambino da proteggere. Poi sono state subito somministrate, sono state subito suddivise e inviate nelle varie sedi delle USL del Veneto. 240 sono state riservate per il Padovano, per l'USL 6, per l'azienda ospedaliera e per lo IOV, per l'Istituto Oncologico Veneto. Poi vedremo, abbiamo fatto un riassunto dei primi vaccinati, delle storie dei primi vaccinati padovani. Sono tutte figure che hanno operato in prima linea in questi mesi della pandemia, persone come l'infermiera Alice del pronto soccorso di Schiavonia che è il simbolo della pandemia per il Veneto ma anche per l'Italia, perché proprio in quell'ospedale è deceduta la prima vittima di Covid europea. Stiamo parlando di Adriano Trevisan, 77 anni, lo ricorderete, era ricoverato da qualche giorno a Schiavonia. C'è stata l'intuizione di fare il tampone nonostante Trevisan non avesse contatti con o fosse rientrato dalla Cina come si pensava in quel periodo. Era il 21 febbraio, esattamente 10 mesi dopo l'arrivo dei vaccini, una delle giornate più belle, ha detto Flor. Valentina, poi com'è proseguita la giornata dei vaccini, il V-Day o Vax Day che dir si voglia? Allora, per il Padovano diciamo che è iniziata prima di tutti perché alle 11 poco prima delle 11:30, qualche minuto prima, è stata somministrata la prima dose. Dicevamo 120 per l'USL, 120 per l'azienda ospedaliera e 20 per lo IOV, quindi intorno all'1:30 poi le operazioni di vaccinazione si sono concluse. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le nuove scorte e una cosa importante che ha detto il direttore Flor, lo sentirete poi anche nel servizio, è che anche se arrivassero domani i vaccini, la sanità veneta è pronta subito a vaccinare. Quindi, insomma, dovessero arrivare domani, la campagna di vaccinazione è pronta per essere attivata. Questo, insomma, fa ben sperare in una rapida procedura di somministrazione delle dosi, visto che il 90% dei medici veneti si è detto disponibile a farsi vaccinare, quindi insomma un buon numero di persone. Quindi insomma fino all'1:30 circa a Padova si sono somministrati i vaccini. Valentina, ti faccio una domanda, però magari stiamo correndo un po' troppo. Che aria tira a Padova per quanto riguarda invece la gente, la popolazione? Da quello che potete capire voi, c'è voglia, anche se non è la parola più esatta, di arrivare ad avere il vaccino? C'è fretta di potersi vaccinare o c'è un po' come si può dire, di sfiducia nei confronti di questa novità? Allora, qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando insomma si era diffusa la notizia dell'arrivo dei vaccini e si era annunciato il 27 di dicembre come un giorno simbolo dell'inizio della vaccinazione, noi siamo andati a Padova in città e abbiamo raccolto un po' di voci della gente. Devo dire che tutte le persone che abbiamo intervistato hanno detto di volersi vaccinare, ma soprattutto hanno detto di volerlo fare per un senso
del dovere, per una questione anche di buon senso, per proteggere non solo loro stessi, ma anche l'intera comunità. C'è una voglia di ritornare alla normalità e forse questo potrebbe aumentare, insomma, la percentuale di persone che si vogliono vaccinare. Insomma, mentre a volte avevamo notato dello scetticismo per altri vaccini, questa volta notiamo che c'è una grande voglia di ripresa e si vede nel vaccino lo strumento essenziale per ritornare all'epoca pre-Covid. Valentina, la seconda notizia del giorno, prima per molti, insomma, è quella del maltempo. Come è andata a Padova? Allora, anche Padova e tutta la provincia si è risvegliata sotto una coltre di neve. Diciamo che per quanto riguarda la città non si sono registrati particolari disagi perché già nella notte erano entrati in azione i mezzi spargisale, più disagio invece per le strade di provincia, magari meno trafficate in questi giorni, in queste ore, e quindi c'è stato anche un incidente stradale in Alta Padovana. Ovviamente tutti i dettagli al termine del collegamento li vedrete nel servizio che abbiamo già realizzato per fare il resoconto di questa nevicata. Purtroppo le previsioni meteo però non fanno ben sperare per i prossimi giorni, perché l'ARPA parla di brutto tempo e ancora un abbassamento delle temperature. Quindi vedremo cosa succederà. Valentina, grazie per queste informazioni. Come sempre, se ci saranno novità importanti da Padova, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. Buon lavoro. C'è una notizia di cronaca, se sì, volete, al volo, riguarda dei controlli in zona stazione fatti dalla Guardia di Finanza, che in questi giorni, nonostante il lockdown, ha pattugliato la zona stazione arrestando un corriere nigeriano della droga, a cui sono stati trovati nello stomaco una decina di ovuli contenenti cocaina. Ah, bene, buona a sapersi, molto interessante, lo vedremo poi nei telegiornali delle nostre emittenti di questa sera. Grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, allora, in attesa di poterci collegare con Vicenza, perché sappiamo che a Vicenza c'è stato qualche problema in più rispetto a quello che si è visto in altre province con la neve. Insomma, abbiamo visto strade innevate, autostrade anche innevate, percorribilità a tratti, una situazione non buonissima, ma ne parliamo fra poco con la nostra Gabriella Basso. Prima di andare a vedere Vicenza, vediamo il servizio sulla neve che ha confezionato la nostra redazione di Padova. Padova e provincia si sono svegliati imbiancati dalla neve, i fiocchi caduti copiosi nella notte hanno ricoperto le strade. In città i mezzi spargisale sono entrati in azione già nella tarda serata di domenica, viste le previsioni meteo. Le zone interessate dal passaggio dei mezzi sono state quelle delle principali vie d'accesso a Padova e tutti i cavalcavie e sottopassi. Trattamento antighiaccio invece per le strade pedonali del centro. I maggiori disagi causati dalla neve si sono riscontrati in provincia, a Villafranca, quartieri e vie interne ricoperte di bianco. Nell'Alta Padovana la strada provinciale che collega Piazzola a Carmignano è stata interessata da un incidente con un camion che si è ribaltato a bordo strada. In tutta la provincia e anche in città ci sono state poi forti raffiche di vento. Il bollettino meteo dell'ARPA prevede brutto tempo e temperature in calo anche per le prossime ore. Quindi non è andata benissimo, diciamo, neanche nel padovano, però a Padova sappiamo che parte della neve è già stata sciolta dall'innalzamento delle temperature, dalle piogge che stanno scendendo copiose ormai da più di un'ora. A Vicenza invece vediamo che la nostra Gabriella Basso è in uno scenario ancora imbiancato, quindi vuol dire che a Vicenza la situazione è ancora nevosa. Ci confermi, Gabriella? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, era nevosa fino a, faccia conto, mezz'ora fa, adesso è cominciato a piovere e diciamo anche fortunatamente sta cominciando a piovere perché la città era praticamente paralizzata. Il sale è gettato all'alba di questa mattina verso le 5 del mattino, ma anche ieri sera è stato gettato su delle strade che erano fondamentalmente ghiacciate e quindi non ha reso quello che era necessario, cioè lo sciogliere del ghiaccio, anche perché poi non è passata nessuna macchina. Di fatto la città questa mattina, tutta la zona attorno al centro storico era paralizzata con macchine che non riuscivano a fare le rampe, i cavalcavia, autobus fuori strada, non riuscivano a salire, camion bloccati,
macchine che facevano la catena con la corda per trainarsi, per riuscire a scendere o a salire i cavalcavia. Una situazione veramente complicata questa mattina a Vicenza. Adesso, in questo momento, fortunatamente piove e quindi si confida, almeno l'assessore alla protezione civile confida moltissimo che bene o male la situazione vada a sistemarsi, anche se ti dico, gli spazzaneve sono in azione sempre da questa mattina, sono 25 in giro per la città, sono stati sparsi quintali di sale, ma purtroppo, come ti ho detto, all'inizio la situazione è stata abbastanza complicata. Gabriella, ti interrompo perché mentre tu ci parli, ecco, a parte che sta passando uno spargisale dietro, l'abbiamo chiamato ed è arrivato, mentre tu ci parli, noi facciamo vedere qui dalla redazione, dallo studio, qualche video del centro storico di Vicenza che ci hai mandato tu, quindi puoi raccontarci sopra queste immagini. Ecco, vediamo. Questo è corso, esatto, qua siamo in corso Santi Felice Fortunati, tra corso Santi Felice Fortunato e corso Palladio. Vedete, questo praticamente era la condizione delle strade, qui non stava ancora piovendo, praticamente degli ammassi di neve semighiacciata che faceva, e questo è tutto attorno anche alla città, non solo in centro storico, che per carità che è a disagio, ma relativamente, perché comunque c'era lo stesso abbastanza gente che camminava sotto i portici e tutto quanto. Però quello che vedete, questo tipo di neve così, era tutto attorno alla città, rendendo veramente la viabilità estremamente complicata. Poi chiaramente ci sono anche le immagini belle e bucoliche nella piazza dei Signori, dove qualcuno ha approfittato, poi non so se c'è tempo, se potete vedere, c'è qualcuno che ha approfittato per fare anche dei babbi Natale, scusate, non dei pupazzi di neve, volevo dire. Pupazzi di neve, certo. Esatto. Allora, torniamo un attimo in studio, vediamo, è fra i video che ci avete già mandato, Gabriella? Dovrebbe esserci, penso sia, ve l'abbiamo mandato, ma facendo contemporaneamente diverse cose magari mi sono anche scordata di mandarlo. Qui abbiamo un video sotto i portici che facciamo vedere ai nostri telespettatori, mi sa che quello dei pupazzi di neve lo vedremo fra poco, però comunque vediamo una Vicenza, insomma, se un po' imbiancata ancora, tanta gente sotto i portici per cercare di evitare di sporcarsi le scarpe. Però la città è stata, sembra quasi presa di sorpresa dalla violenza di questa perturbazione. Sì, sembrerebbe di sì. Abbiamo mandato poi l'intervista all'assessore alla protezione civile Mattia Ierardi, che spiega cosa è effettivamente accaduto. In sintesi, come dicevo, è stato gettata il sale sopra dell'asfalto che era già ghiacciato fondamentalmente, o comunque semighiacciato. La neve che è caduta non era una neve bagnata, una neve secca. La combinazione di questi due fattori ha fatto sì che il sale comunque non si sciogliesse e facesse, diciamo così, il 10% del suo lavoro, cioè quello appunto di sciogliere l'eventuale neve caduta. E quindi alla fine il risultato è questo, poi il non passaggio delle macchine che ovviamente scalda ulteriormente, no? Ha fatto sì, queste sono le spiegazioni ovviamente dell'assessore Mattia Ierardi, ha fatto sì che si creasse questa situazione, nonostante gli spazzaneve siano in giro, però di fatto la lama dello spazzaneve porta via i primi 2 centimetri di semighiaccio, perché tra l'altro non è ghiacciatissimo, non so come spiegarvi, perché è quella neve semighiacciata per cui le ruote slittano comunque, rischi di scivolare, è tutta una situazione pazzesca, proprio le macchine in strada, diciamo, sai quando fanno le curve che scodinzolano un po', no? Il retro della macchina è stato veramente tutti a passo d'uomo, nonostante tutto, comunque nonostante tutta questa situazione, devo dire che i vicentini erano tutti in auto. Ma questa è una situazione che posso confermarti personalmente, perché molte delle strade che ho percorso questa mattina per arrivare qui in redazione erano nello stesso stato, quindi con uno strato di alcuni centimetri, 2-3 centimetri di neve, di ghiaccio duro, puro ormai sotto e un po' di neve sopra, quindi diciamo non semplicissimo. Ecco, grazie Gabriella che ci fai vedere anche la piazza, insomma un po' di neve. San Lorenzo, sì, questa è piazza San Lorenzo. Tra l'altro volevo anche dire, mi spiegava l'assessore, che in certe zone della città qui saranno caduti 10 centimetri di neve in centro, ma ci sono zone della città
collinari e non, dove sono scesi 20 centimetri di neve, quindi a complicare ovviamente la situazione. E situazione complicata anche lungo l'autostrada A4 per esempio, dove c'è stato tra l'altro anche un incidente, e devo dire che avendola percorsa diciamo che non era proprio spazzatissima, quindi effettivamente anche la società autostrade ha avuto difficoltà nel tenere pulita l'autostrada. Benissimo. Gabriella, c'è anche cronaca in questo momento a Vicenza o ne parliamo più tardi? Direi che ne parliamo più tardi, perché probabilmente qualche incidente, qualcosa sarà successo nel corso anche della notte. So che dovrebbero arrivare ulteriori notizie di cronaca, ma purtroppo ve le devo dire più tardi, visto Certo. che siamo impegnati in questo momento sul fronte maltempo. Immagino. Ovviamente parleremo anche ancora di vaccini, perché entro la serata l'USL 8 dovrebbe fare quello che è il piano vaccini per i prossimi vaccini in arrivo per l'altro personale sanitario e delle case di riposo. Assolutamente, assolutamente. Allora, quello che non abbiamo detto adesso lo diremo nel TG Vicenza di questa sera. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori al telegiornale vicentino per tutti gli approfondimenti. Grazie Gabriella, buon lavoro e buona giornata. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, avete visto immagini, insomma, anche belle da Vicenza, però qualche problema c'è stato. Poi sentiremo le spiegazioni integrali dell'assessore Ierardi, che ci sono arrivate pochi istanti fa. Prima di andare a sentire tutto quanto, però ricordiamo che siamo in diretta anche oggi con il Focus TG. Non ci sarà il punto stampa di Luca Zaia, quindi andremo avanti noi fino alle 13 con tutta l'informazione, tutte le notizie dalla nostra regione, e adesso facciamo una breve pausa. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, e in Veneto questa mattina sta succedendo un'ondata di maltempo, passateci la costruzione della frase un po' così, però è quello che è accaduto. La neve è scesa molto copiosa sui rilievi, è scesa sulle montagne vicentine, è scesa sulle Dolomiti, è andata a sommarsi a quella che era venuta nei giorni scorsi, creando un paesaggio davvero da fiaba. Qualche problema effettivamente c'è stato. Faremo un blocco di questo telegiornale parlando un po' dei problemi del maltempo. Ci sono anche però delle buone notizie, perché ci fa sapere l'ANSA che il MOSE è entrato in funzione, perché quella che è stata neve sui rilievi e su parte del Veneto centrale era pioggia, era mareggiate, era comunque maltempo anche in altre situazioni. Era stata annunciata l'acqua alta, che puntualmente è arrivata a 138 centimetri, ma dice l'ANSA l'attivazione del sistema MOSE ha nuovamente protetto il centro storico di Venezia dall'alta marea prevista per questa mattina. Le dighe mobili sono state alzate alle 5:30 in vista del picco di 130 cm sul medio mare per le ore 10:30, quindi 2 ore fa. I mareografi posizionati alla diga del Lido hanno segnato a quell'ora un picco di 138 cm, mentre in città alla Punta della Salute il livello si è mantenuto attorno ai 70 cm. La marea rimarrà sostenuta per i prossimi giorni, quindi codice arancione anche per Venezia, quindi non sanitario ma dell'acqua alta veneziana, con altri picchi oltre 1,20 m e la previsione di ulteriori attività del MOSE. E non è tutto, perché sempre su questo tema ci dicono che la Basilica di San Marco è rimasta all'asciutto. Allora, oggi per fortuna viviamo una giornata tranquilla, il MOSE ci ha lasciato all'asciutto. Alberto Carlo Tesserin, alla guida della Procuratoria di San Marco, commenta la messa in funzione per alcune ore del sistema di paratoie a Venezia, a fronte di una previsione di marea di stamane, ricordiamo, oltre 130 cm. Ci preoccupava il Nartece, il vestibolo esterno, aggiunge, ma grazie alle dighe mobili l'acqua non è entrata. Quindi nell'ambito di questa giornata un po' complicata per tutti, il MOSE sta evitando guai grossi a Venezia, e questa è sempre una bella cosa. Invece cominciamo a vedere alcune delle immagini che ci avete mandato dal maltempo. Per esempio vediamo questa, ecco, chiedo a Renzo Rigon in regia di farcela vedere. Questa è una situazione di questa mattina, circa 2 ore fa, in autostrada Valdastico,
all'altezza dell'interconnessione con la A4. Potete vedere a parte la nevicata in corso, ma camion fermi, camion bloccati, molto traffico. Torniamo in studio, ne facciamo vedere anche qualcun altro perché sono immagini molto interessanti che ci arrivano. Sempre rimaniamo in Valdastico, dovremmo avere anche un'immagine interessante di Due Ville, perché sappiamo che a Due Ville c'erano dei problemi, però prima di tutto, ecco qua, forse questa è interessante anche questa è la nuova Gasparona, la strada che connette il Bassanese con la A31, camion bloccati, lunghe colonne, motociclisti che davano una mano. Vedete che insomma la situazione della strada non è proprio ottimale. Vediamo ancora, torniamo in studio, se riusciamo a trovare il video dell'accesso al casello di Due Ville. Ce l'ha mandato, è molto interessante, ma probabilmente non lo troviamo in questo momento. Vediamo, qui siamo qui non siamo in Valdastico perché naturalmente non è più un'autostrada. Vedete, c'è un camion fermo su una rampa, questo è un altro video che ci hanno inviato. La viabilità è andata in tilt a causa di questi blocchi, di questi problemi, e si sono create colonne, si sono creati incolonnamenti in molte zone. Questa, ripetiamo, questa è la nuova Gasparona. Torniamo in studio per andare a sentire, perché vediamo che si sono collegati in questo momento, il nostro Mirko Cavallin, che è con Cristian Roque Allende. Crediamo di vedere a questo punto, perché non abbiamo avuto modo di metterci in contatto, crediamo siano in ospedale o comunque in ambito sanitario. Ci confermi, Mirko? Sì, buongiorno Ferdinando, intanto una conferma se tu mi senti. Sì, vi sentiamo bene, Perfetto. vi sentiamo bene. Alla mia sinistra c'è il dottor Antonio Di Caprio, direttore medico dell'ospedale San Bassiano. Allora, dottore, siamo al giorno dopo questa prima giornata di vaccinazione. Adesso a mente fredda, come può raccontare la giornata di ieri? Ma è stata una giornata emozionante. Per noi operatori sanitari vedevo i volti e le manifestazioni di tanti colleghi, di tanti operatori veramente contenti e convinti di vedere questa luce in fondo al tunnel. La vaccinazione veramente rappresenta per noi uno strumento fondamentale per superare questa pandemia terribile. Adesso i vaccini arriveranno in quantità sempre maggiori, perché quella di ieri era certo una vaccinazione effettiva, ma insomma numericamente simbolica. Adesso qual è il programma dei prossimi giorni per l'ULSS 7? Sì, il programma prevede una distribuzione per l'azienda 7 pedemontana di 2.900 circa vaccini settimanali, per una distribuzione sulle 5 settimane. Proprio adesso è in corso una conferenza con il direttore del dipartimento, con la direzione strategica, per andare un po' a definire nel dettaglio come la organizzeremo. Sicuramente per l'ospedale di Bassano Asiago di Sant'Orso avremo una dose settimanale di 400 dosi da somministrare al personale, così per 5 settimane. Ricordo che è necessaria una seconda somministrazione dopo 21 giorni, e il grosso della vaccinazione sarà anche riservato a tutta la fetta territoriale che riguarda ovviamente anche le strutture residenziali, compresi gli ospiti, tant'è vero che la Regione in questa prima fase ha previsto come popolazione target il personale degli ospedali e delle strutture territoriali. Quindi queste sono le priorità, le ripetiamo: prima il personale sanitario e coloro che operano nelle RSA, nelle case di riposo, ovviamente gli ospiti delle case di riposo, alcune settimane per questa vaccinazione con il richiamo di 21 giorni e poi ovviamente ci sarà la possibilità di poterla offrire alla popolazione, ovviamente partendo per categorie di rischio, per limiti anche di età, è importante, e quindi questa prima fase che è racchiudibile in un mese, e intanto per la parte per chi lavora in prima linea costantemente da tanti mesi con il Covid. Dopodiché ci sarà la possibilità facoltativa di offrirla a tutta la popolazione, e speriamo che ci sia un'adesione importante. Tant'è vero che comunque è necessario aggiungere una quota
adeguata per raggiungere un'immunità di massa. Quindi speriamo che veramente ci sia una sensibilità da parte di tutta la popolazione nel capire l'importanza della vaccinazione. Ecco, gli anziani ad esempio, penso a loro che già abitualmente fanno il vaccino anti-influenzale, che già lo hanno fatto nelle scorse settimane e speriamo comunque a breve completeranno questa operazione, comunque sono già abituati, Sì. cioè come mentalmente diciamo al vaccino. Forse c'è da vincere qualche incidenza in più, oppure questo Covid insomma spingerà una maggiore adesione secondo lei? Ma io penso che il Covid, per chi sicuramente lo ha vissuto e ha capito quanto subito è cattiva la malattia, spingerà sicuramente a una maggior sensibilizzazione del personale sanitario sicuramente. Ovviamente il fatto che tutte le fasi per arrivare a una commercializzazione di un vaccino sono state rapidissime, racchiudibili in meno di un anno rispetto a una standardizzazione media di un'approvazione che richiede anni, lascia qualche dubbio, perplessità sui non addetti ai lavori. Ma il miracolo, tra virgolette, se così si può dire, della scienza e la rilevanza degli studi fatti è tale da dare a noi operatori una soglia di sicurezza e di garanzia sul fatto che un vaccino, che comunque non è inattivato, non è un virus, è un vaccino di laboratorio fatto con biologia molecolare, ha dei margini di sicurezza che lasciano, ripeto, ribadisco, noi operatori con una sicurezza e una tranquillità. Domande, Ferdinando? Volevo capire, Mirko, se ci confermano che il volume di popolazione vaccinata per raggiungere un po' quella che dovrebbe essere un'immunità dovrebbe superare il 65%, o è un'altra cifra che bisogna raggiungere, un'altra quota? Sì, no, quello dell'immunità di gregge effettivamente è una percentuale che dal 65% in poi. Ovviamente più la popolazione si vaccina e più questa soglia di sicurezza, di protezione aumenta. Quindi sì, bisogna che ci sia una buona adesione e una buona quantità di persone che poi vanno a vaccinarsi. Ecco, dottore, fra 10 giorni riaprono le scuole, non sappiamo ancora in che termini e con quali modalità precise. La scuola nella scala dell'ordine in che punto sta nell'ordine della vaccinazione? Ma al momento questo vaccino si è visto che non è indicato per soggetti inferiori ai 16 anni, quindi si è visto che comunque anche i casi della popolazione fascia pediatrica sono veramente sporadici, rari, e quindi sicuramente non è un vaccino che riguarda gli adolescenti, i ragazzi, i bambini che frequentano le scuole. Sicuramente il personale scolastico, essendo personale anche ad alto rischio per contatti, per avere questo tipo di lavoro importante e di confronto continuo, è una delle categorie che comunque ha una priorità subito dopo quella del personale sanitario, quindi comunque sarà tra la popolazione che sarà chiamata a breve. Ecco, perché c'è la chiamata della regione, una lettera di invito, come succede poi per gli screening sono abituali, mammografie piuttosto che altre situazioni. Grazie dottor Di Caprio, buon lavoro. Grazie a voi. E a voi la linea. Grazie Mirko, grazie dottor Di Caprio per questo interessantissimo collegamento, tutti gli approfondimenti nel TG di questa sera. Grazie ancora. Torniamo in studio. Allora, cominciamo a spostarci dal tema del maltempo verso il tema dei vaccini, della Vax Day, di quello che succederà nei prossimi giorni, di quello che è successo ieri, ma prima di andare in pubblicità vi facciamo vedere un video che ci fa capire più o meno com'era la situazione questa mattina sulle strade del Veneto. Questo è l'uscita dell'autostrada A31 Valdastico a Due Ville. Potete vedere che non era affatto presto, era un orario di punta mattutina, attorno alle 9:30, 10. Potete vedere che insomma non era proprio il massimo. Allora, questo l'abbiamo visto. Adesso facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo per parlare di vaccini e maltempo ancora. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di vaccini con il dottor Di Caprio dell'ULSS 7, abbiamo capito di come proseguirà ora la campagna, chi verrà vaccinato nell'immediato futuro, quanta gente, quanta fascia di popolazione bisognerà raggiungere per creare la cosiddetta immunità di gregge, e dei vaccini parleremo di sicuro a lungo nei prossimi giorni perché rappresentano il primo passo verso la
sconfitta del coronavirus, dopo tutto quello che abbiamo fatto tutti i giorni con l'isolamento, il distanziamento, le mascherine, i gel lavamani, tutto quello che è stato fatto, adesso questa è una contromisura offensiva nei confronti del virus, quindi comincia la ripresa, speriamo che si arrivi in tempi molto rapidi alla fine di questa pandemia, alla fine di questo enorme problema che ci portiamo appresso da troppi mesi ormai. Abbiamo parlato però anche di maltempo, abbiamo visto situazioni stradali un po' complicate in molte zone del Veneto. Per esempio sappiamo che nel Bassanese ci sono state anche alcune polemiche per il mancato passaggio o il passaggio tardivo dei mezzi spargisale o delle lame, con problemi per il traffico, problemi per le persone. Ne parleremo anche nel TG di questa sera, c'è anche qualche polemica sul Ponte Vecchio che pare non fosse stato pulito a dovere, quindi era pericoloso per le persone che si sono recate in centro, perché sappiamo che oggi è zona arancione, quindi c'è stato un allentamento rispetto alla zona rossa dei giorni scorsi. Di questo parleremo poi. Adesso sentiamo le spiegazioni su quello che è stato fatto a Vicenza, che ci arrivano dall'assessore Mattia Ierardi. Vicentino, eccolo qua. Allora, Assessore, anche la neve a complicare un anno già difficile e questa nevicata ha comportato diversi disagi, la circonvallazione delle città sono praticamente paralizzate. Purtroppo la nevicata di oggi è stata una nevicata molto particolare perché ha avuto un insieme di fattori che hanno complicato quello che è stato l'intervento fatto sia durante la notte che in tutta la mattinata dai mezzi di MCPS. Una nevicata particolare perché si tratta di una nevicata di neve secca su un terreno secco e congelato e lo spargimento del sale in notturna, che è stato immediato, ha avuto una complicazione in più. Il fatto di non avere il traffico, non si è frantumato il sale, quindi l'effetto del sale messo in maniera preventiva sulle strade è stato nettamente inferiore di quello che può essere nel classico. Siamo usciti subito durante le prime ore della notte, appena sono iniziate le nevicate, per intervenire, però questo è stato molto difficoltoso e complicato proprio da questo fattore. La prospettiva però è che le cose possano complicarsi o avete previsioni migliori? No, per fortuna in questo momento sta cominciando a piovere e quindi dovrebbe agevolare la pulizia delle strade. Siamo costantemente fuori con 25 mezzi e in costante passaggio tutte le strade. Cerchiamo di fare il più possibile nelle complicazioni che ci sono state purtroppo. Senta, le previsioni prevedono però anche domani possibilità di nevicate? No, al momento non abbiamo possibilità di nevicate ma di pioggia, qualora ci dovesse essere rovesci. Continuiamo a monitorare costantemente e ad intervenire in tutte le zone della città il più possibile. C'è poi la questione piante, perché la neve caduta sopra i rami sta creando problemi, insomma un po' rami che cadono, c'è il rischio insomma, di altre complicazioni. Infatti siamo con le squadre di protezione civile, con la polizia locale in costante monitoraggio di varie zone della città dove ci sono delle situazioni un po' critiche. Stiamo intervenendo uno alla volta cercando di risolvere i problemi maggiori. Assessore, chiude questo 2020 in una maniera, ci mancava solo la neve, insomma, è stato un anno veramente complicato. Sì, un anno che ci ha messo a dura prova e cerchiamo di andare avanti e rispondere costantemente a tutte le problematiche. Un anno durissimo e speriamo che il 2021 non sia assolutamente così, anzi. Torniamo in studio. Allora, intanto ringraziamo la nostra collega Gabriella Basso per questa intervista letteralmente espressa, quasi in diretta, che ci ha mandato immediatamente durante la fase della nevicata dei lavori e avete sentito le spiegazioni dell'assessore. Andiamo invece a fare un salto in altopiano. Questo è uno sparaneve, diciamo, uno spalaneve in azione in altopiano, dei video che ci manda l'assessore al turismo di Asiago Nicola Lobbia, che insomma, ci fanno capire quanta neve è scesa sulla capitale dell'altopiano dei sette comuni. Vedete quanta ne è scesa e quanta ne sta scendendo, vedete la differenza fra una strada e l'altra. Torniamo in studio e vediamo qualche altra immagine di quelle che ci arrivano da Asiago, che dovrebbero essere. Allora, questa è molto interessante, questo è il centro di Asiago pochi minuti fa. Per chi ama la neve un tuffo al cuore
non poter raggiungere di corsa la località, però sappiamo che con le regole che vigono in questo periodo guardare e non toccare, quindi godiamocela, vedetela, si tornerà in montagna quando e se ce ne sarà l'occasione. Sappiamo anche che ci sono delle possibili restrizioni anche sullo sci, perché si parlava della riapertura degli impianti dopo l'Epifania, pare che possa essere traslata in avanti di qualche giorno, di qualche settimana, non lo sappiamo ancora, anche questa riapertura, un vero peccato perché con tutta la neve che sta venendo in montagna adesso è ovvio che farebbe piacere a tutti gli amanti della neve, appunto, fare un salto, un po' di sport, una vacanza, ma queste sono le regole, questo è il periodo che stiamo vivendo, se ne riparlerà più avanti. Prima di andare in pubblicità, vediamo se ci sono arrivate le immagini, perché abbiamo visto Vicenza, abbiamo visto le autostrade, vediamo se c'è già arrivata qualche immagine da Belluno, dove pure la nevicata, insomma, sembra essere stata importante nelle scorse ore. Chiedo in regia se abbiamo qualche immagine a disposizione. Ecco, questo è Belluno, questa è la nostra redazione bellunese che ci invia i video. Vediamo classica nevicata di montagna, sembra un po' meno intensa di quella che abbiamo visto in centro ad Asiago, dove cadeva, come si suol dire, a larghe falde la neve su Asiago, sulla piazza, sui bambini che giocavano. Qui nevica, però pare al momento, ecco, vediamo le pale spazzarevi in azione, pare al momento che nel bellunese non ci siano problemi gravi. Poi cercheremo di capire con i nostri giornalisti se effettivamente ci sono stati disagi, se ci sono stati blocchi stradali, se è successo qualcosa di grave, ma al momento pare di no. La quota della neve è adesso attorno ai 900 metri, forse un po' meno, quindi in pianura si è mutata in pioggia e anche forte, perché abbiamo visto forti piogge, l'ennesima serie di piovaschi sul Veneto centrale, mentre in montagna c'è tanta neve che si somma a quella che era scesa già, quindi la coltre bianca di quest'anno dovrebbe portare molto bene anche a chi si interessa di glaciologia, insomma di tutte quelle che sono le dinamiche del freddo, del ghiaccio, della neve in alta montagna. Torniamo in studio. C'è qualche contributo anche da Treviso, immaginiamo, sulla nevicata, che sappiamo essere stata più o meno uguale, ecco, a quella della fascia pedemontana del Veneto, però molto bella, ma pochi problemi ci fanno sapere. Poi magari verremo smentiti da notizie volanti, però insomma un po' di neve, classico, questo si chiama camera car, quindi una telecamera che ci porta un po' a spasso, non vediamo accumuli importanti, vediamo strade pulite. Sappiamo che a Treviso sono entrati in azione gli spazzaneve, gli spargisale subito, non appena la temperatura è scesa, si è verificato il rischio di gelate notturne ancora prima dell'arrivo della neve, quindi pare che quasi tutta la rete stradale della Marca, o almeno la principale rete stradale della Marca, non abbia avuto problemi gravi. Allora, noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, parliamo di vaccini fino alla fine del nostro telegiornale. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Prima di parlare di vaccini, campagne di vaccinazione e di sanità, vediamo come chiusura ideale di questa nostra carrellata sul maltempo un video che ci arriva da Asiago. L'assessore Nicola Lobbia ci manda questo video con gli sci ai piedi in giro per Asiago. Immaginiamo che da un pezzo non si vedessero immagini di questo tipo, vediamo bambini trainati, una favola per chi ama queste situazioni. Ve li lasciamo vedere perché sono immagini veramente interessanti. Ecco, torniamo in studio, ringraziamo l'assessore per queste bellissime immagini che poi rivedremo nei telegiornali di questa sera, a spasso con gli sci per il centro di Asiago. Insomma, sempre una cosa particolare. Chiudiamo il capitolo
maltempo, neve, ne riparleremo in tutti i nostri telegiornali questa sera per fare il punto, per capire anche se non è stato fatto qualcosa, se è stato sbagliato qualche intervento, se qualcuno doveva intervenire e non lo ha fatto, ma ne parliamo poi stasera. Vediamo invece il riassunto della prima giornata di vaccini che ha fatto la nostra redazione padovana. Ma noi non abbiamo limiti, se arrivano la settimana prossima anche lunedì siamo pronti. Per il Veneto è stata una giornata di rinascita, il momento più bello dall'inizio della pandemia, ha detto il nuovo direttore della sanità veneta Luciano Flora, visibilmente emozionato all'arrivo dei vaccini. È stato lui ad accogliere il prezioso scatolone ricevuto direttamente dalle mani di un militare dell'esercito. Lo aspettavamo da tanto tempo questa giornata, è arrivata. Adesso il lavoro qual è? Adesso è fare una campagna vaccinale straordinaria per tutta la popolazione. Un po' di emozione c'è, è una cosa nuova che potrebbe darci una svolta e quindi vediamo. Bene, dai, ne siamo sicuri. Emozionata e determinata, Alice Soldà, 58 anni, è l'infermiera del pronto soccorso di Schiavonia che per prima è stata vaccinata nel Padovano. Arriva nell'ambulatorio dell'ospedale, simbolo di questa pandemia, carica dei ricordi, dei momenti vissuti in prima linea in questi mesi difficili. Dopo Alice è il turno di medici e operatori sociosanitari. C'è anche il dottor Fabio Baratto, il direttore della terapia intensiva di Schiavonia. Le dosi del vaccino anti-Covid sono arrivati qui scortate dal direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta, che consegna il prezioso regalo ai suoi dipendenti. Buongiorno, vi porto oggi un regalo bellissimo. Contemporaneamente altre dosi sono arrivate all'ospedale di Cittadella, secondo punto vaccinale dell'USL 6. Nella prima giornata, simbolo della vaccinazione anti-Covid, sono state somministrate 120 dosi ai dipendenti dell'USL Euganea, altre 120 invece al personale sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova. Tra le prime a ricevere la dose di vaccino Pfizer-BioNTech la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive, e il professor Andrea Vianello della terapia semi-intensiva. Il Vax Day ha coinvolto anche il personale medico dell'Istituto Oncologico Veneto. Qui sono state destinate altre 20 dosi. Come annunciato, la prima a vaccinarsi è stata la direttrice sanitaria Giuseppina Bonavina. Da Padova a Vicenza, la prima vaccinazione anti-Covid al San Bortolo. Ecco com'è andata. No. Brava. È Libera Fietta, una giovane infermiera della geriatria Covid San Bortolo, ad essere la prima vaccinata per il Covid-19 a Vicenza. L'emozione per il clamore dello storico evento le impedisce di parlare, a farlo invece il suo coordinatore, vaccinata subito dopo. La fiducia è doverosa. Le 90 dosi destinate all'Usberica, arrivate sotto scorta da polizia e carabinieri dei NAS, vengono somministrate al personale sanitario in prima linea all'assistenza ai pazienti malati di Covid, tra loro alcuni medici di medicina generale e operatori sanitari delle case di riposo. È comunque un vaccino che è già stato usato, veramente invito tutti a vaccinarsi proprio per questo impegno nei confronti della nostra società se vogliamo combattere questa malattia. Si tratta di un RNA messaggero, non si integra nel DNA, fa solo fabbricare alla cellula le proteine virali della spike e quindi ci permetterà di fabbricare gli anticorpi. Quindi oggi è un grande giorno per la scienza e per la sanità. Ma anche per chi come lei è in prima linea. Soprattutto perché noi abbiamo, da un punto di vista professionale, un rischio oggettivo. Dobbiamo ricordare anche che il vaccino è efficace dopo un mese, è abbondante dalla sua somministrazione, c'è bisogno della seconda dose che viene fatta in 21esima giornata, quindi c'è da aspettare ancora un po' di tempo. Non è finita oggi, è cominciata oggi. Mi auguro che i vaccini domani arrivino e dopodiché partiamo con la vaccinazione. Siamo 6.400 dipendenti. Contiamo entro il mese di gennaio, primi di febbraio, di vaccinarli tutti. Da Vicenza a Bassano, dall'UIS 8 all'UIS 7, il primo medico vaccinato, ora vediamo la luce in fondo al tunnel, ecco l'intervista.
Più che emozionato mi sento fortunato perché per primo ho la possibilità di ricevere questo grande dono che la scienza ci ha messo a disposizione. Cambierà la sua vita da oggi e la nostra speriamo tra qualche mese. Guardi, cambiare la vita sembra una parola grossa, ma in realtà per noi che lavoriamo con i pazienti infetti, in qualche modo è proprio un cambiamento di vita, perché in qualche modo ti senti più sicuro, perché con il passare del tempo anche per noi aumentava la paura di lavorare. È giusto anche farlo, spettacolarizzarlo tra virgolette un po', che sia un messaggio anche per convincere tutti che è la cosa giusta da fare. Ritengo di sì, perché io penso che la scienza medica abbia messo a disposizione dei singoli molte armi e qualche volta degli autentici miracoli. Con il vaccino però ha messo a disposizione una grande arma che salva migliaia di persone all'umanità, quindi a un numero di persone estremamente elevato. Quindi è, penso veramente, quella luce che volevamo vedere in fondo al tunnel. La luce in fondo al tunnel, una belle parole da parte del primo medico vaccinato a Bassano. Adesso è solo il primo passo, proseguirà la campagna anti-Covid con altre vaccinazioni, abbiamo sentito e sentiremo nei nostri telegiornali di questa sera come proseguirà la campagna, chi toccherà, quali saranno le fasce della popolazione interessate dall'inizio, quali gli operatori, insomma molte informazioni davvero indispensabili per i prossimi mesi. Allora, prima di salutarvi vi facciamo vedere la webcam, quindi una camera in diretta proprio in questo momento del centro di Gallio, Piazza Italia Gallio. Ci dice il sindaco Emanuele Munari, vediamo passare anche quello che crediamo essere uno spargisale, ci dice il sindaco Emanuele Munari che al momento non risultano problemi per famiglie bloccate, famiglie isolate, strade impercorribili, insomma, a parte che in montagna una nevicata non è mai drammatica e non dovrebbe essere un problema, però non ci sono problemi. Fatto sta che la bufera prosegue, non accenna a smettere e questo nel lungo termine, nel medio termine, potrebbe invece diventare un problema. Ne parleremo nel telegiornale di questa sera. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, abbiamo parlato di molte cose, tante le abbiamo viste, tante le vedremo poi stasera nel TG Bassano. Subito dopo di noi in onda il film Lost Found e alle 14.35 The Company, quindi un pomeriggio da passare con Rete Veneta. Grazie ancora, buona giornata.